Il trasloco oggi, nell'ultimo giorno utile, quello che Caritas e cooperative avevano indicato come termine della loro esperienza dell'accoglienza diffusa. Circa 200 richiedenti asilo ospitati nelle strutture delle realtà del sociale saranno trasferiti in giornata su disposizione della prefettura nelle ex caserme gestite da Nova Facility, ex Serena di Dosson, ex Zanusso di Oderzo, Vittorio Veneto, e chi non ci sta è fuori. Messo nero su bianco con una articolata comunicazione inviata a tutte le realtà coinvolte e discussa faccia a faccia anche con i sindacati che ieri in Piazza dei Signori a Treviso hanno manifestato per chiedere di bloccare gli effetti giudicati devastanti del decreto Salvini, che diminuisce drasticamente i fondi per l'accoglienza, impedendo di fatto lo svolgimento delle attività di integrazione che molti di questi stranieri hanno già intrapreso e secondo chi con loro lavora ogni giorno il rispetto della loro dignità di persone. Vedere adesso ritornare indietro il tutto ed avere soltanto dei centri di sorveglianza che non perseguiscono un fine di integrazione per 1 migliaio di persone in un territorio piccolo come Treviso è ovvio che ci preoccupa, oltre che non dare l'opportunità vera a questi ragazzi per costruire un'opportunità di futuro. Il decreto sicurezza fondamentalmente andrà a aiutare e a permettere a chi fa dell'accoglienza un business di continuare a fare il suo business, mentre ovviamente andrà a tagliare le gambe a chi invece dell'accoglienza cerca di farne comunque un lavoro serio. Le ex caserme che dovevano chiudere a breve tornano anche se parzialmente a riempirsi. Gli hub in provincia di Treviso rimangono aperti anche se non affollati come in passato, dal momento che gli sbarchi si sono fermati, anche se in Libia la situazione è tutt'altro che stabile. Può anche accadere, naturalmente, se è questo che intendiamo, che domani mattina dalla Libia si aprano di nuovo i porti e ci ritroviamo con una situazione analoga a quella di 3 anni fa, con arrivi in quantità tale per cui la situazione potrebbe diventare di nuovo non gestibile.